che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore e dire non è niente, desiderarti e far l'indifferente. Di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto con aria indifferente, quando nel cuore è vivo un sentimento. Mi fa impazzire, sai, io voglio te. Io amo più te che la vita. Vorrei gridarlo che io sto fingendo e che di gelosia io sto morendo. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Buon giovedì sera, come sempre qui in diretta su Radio Napoli Centrale con Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatelli. Prof. Buonasera a te Salvatore, buonasera a tutti gli amici in ascolto, vicini, lontani e lontanissimi. Prof, oggi diciamo che sono 4-5 giorni che non andiamo in diretta qui su Radio Napoli Centrale perché il lavoro, diciamo, è la cosa che prevale sempre nella nostra vita quotidiana. Purtroppo sono giorni un po' particolari per quanto riguarda il commercio qui a Napoli, in Campania. Le attività commerciali si stanno rifornendo per le festività natalizie, con l'auspicio e con l'augurio che potranno passare queste feste, diciamo, in maniera gioiosa per i commercianti, diciamo, con l'augurio e con l'auspicio che riescono a sopperire con l'arrivo del Natale alle spese personali e economiche di tutti i commercianti. Prof, oggi siamo qui nel nostro consueto appuntamento musicale, nel nostro pomeriggio in musica qui su Radio Napoli Centrale, Radio Napoli Centrale che è sempre in doppia live, in doppia diretta
qui sulla nostra pagina ufficiale Facebook, live streaming della nostra Radio Napoli Centrale, e come sempre siamo sempre in diretta anche sul nostro canale della nostra web radio intitolata sempre Radio Napoli Centrale. C'è il link in descrizione per chi ci vuole ascoltare tramite i vostri dispositivi. Ricordo sempre che siamo presenti su ogni piattaforma musicale, su ogni piattaforma delle web radio. Per chi ha dispositivi Apple, per chi ha dispositivi Android, Smart TV, PC, tablet, in qualsiasi modo ci volete ascoltare, ci volete omaggiare della vostra partecipazione qui su Radio Napoli Centrale, lo potete fare in vari modi, o tramite il canale della nostra web radio, che ripeto troverete il link in descrizione qui sulla nostra pagina ufficiale Facebook, oppure se ci volete far compagnia in diretta sulla nostra diretta streaming della nostra web radio Napoli Centrale, diretta live streaming che sta dando un po' di problemi con le leggi della privacy di Facebook. Per 15 giorni, 20 giorni sono stato un po' allontanato con il primo profilo ufficiale di Salvatore Albino del mio profilo ufficiale, quello storico, quello da oltre 10 anni, per aver trasmesso immagini non appropriate per quanto riguarda una partita del Napoli. Ho dovuto creare un altro profilo, anche lì per 2 o 3 giorni sono stato costretto a non pubblicare nulla. Stamattina, prof, ho pubblicato la mia via crucis settimanale che ho fatto in questi giorni, come ecco qua, è arrivato anche il primo messaggio dell'amico Francesco Vallifuoco, che colgo l'occasione per a lui, a Simona la moglie e ai figli Antonio e Guadalupe. Buonasera, grazie Franco sempre della condivisione e della visione della nostra puntata. Buonasera Salvatore, stamattina sei andato ai quartieri spagnoli ad omaggiare il nostro. In verità sono stato lì, solo che non ho potuto postare le foto lunedì perché, come diceva, per 3 giorni non so perché non mi è stato concesso di pubblicare stati e foto. Arriva subito prof un altro saluto in diretta, non solo tabacco. Signori, buonasera a lei e grazie mille dell'ascolto e della condivisione. Questo è un mio cugino Franco Donatelli, si saluta la moglie e tutta la sua famiglia. Buonasera a tutti e grazie di vero cuore per essere in nostra compagnia qui su Radio Napoli Centrale. Prof, è giusto e doveroso lasciarti la parola, come facciamo sempre a inizio trasmissione, per dedicare i tuoi saluti ai gruppi che tu gestisci su Facebook. Se non dimentico nessuno, saluto gli amici di tutta la musica che hai nel cuore, ce n'è già di serie TV e telefilm di altri, gli amici del gruppo Il Ballo di Gruppo, noi di Soccavo, gruppo per tutti i soccavesi, gli amici della scuola media statale Roberto Bracco di Via Tevere, Napoli, gli amici che mi seguono con il mio gruppo dedicato ai cartoni animati e film di animazione. In questo periodo voglio salutare gli amici che mi seguono sul gruppo dei presepi, il presepe napoletano sempre da me amministrato. Prof, il tuo presepe, ogni giorno arrivano aggiornamenti sul tuo profilo ufficiale Facebook dei lavori in corso. Adesso a che punto sta la tua arte presepiale? Ma veramente sto aspettando il nuovo DPCM per vedere se posso assembrarli un pochettino, oppure devono rispettare anche loro le regole, i mascherini, il distanziamento sociale, capite? E quant'altro. Quando li posso mettere seduti a tavola? Adesso ce ne sono solo 2 seduti a tavola. Vabbè, comunque manca poco, diciamo, per la finitura del presepe, giusto? O c'è ancora molto da lavorare? Se mi ci metto un altro paio d'ore. Un altro paio di ore di lavoro. Vabbè, prof, ritorniamo invece sull'argomento del giorno. Hai dedicato la puntata odierna alla richiesta dei nostri ascoltatori, perché tramite le statistiche noi riusciamo a vedere le puntate che sono prese più di assalto, diciamo, le puntate che sono maggior gradite. Oltre ai mitici numeri che stanno arrivando della musica italiana anni 60, 70, 80, diciamo il podcast più cliccato in assoluto, subito dopo segue quello del pomeriggio in musica neomelodica, facendo il tuo mix tra musica classica napoletana
e diciamo un po' di musica neomelodica del giorno d'oggi. Abbiamo deciso, già era una puntata che doveva andare in onda in settimana, poi per problemi lavorativi non è andata in diretta. No, precisamente questa puntata l'avevo preparata il giorno 25, purtroppo è successo quello che è successo proprio il 25. Ok, era purtroppo il 25 novembre è una data storica, purtroppo siamo sempre qui a ricordarla, è la data che è venuta a mancare solo in presenza umana sul pianeta Terra, il mito del calcio e non solo Diego Armando Maradona. Ma sappiamo che Maradona è nato nel 1960, però la data di morte, diciamo, non viene mai elencata, addirittura in tutto il mondo c'è il disegno del simbolo dell'infinito, perché Maradona non morirà mai, resterà sempre qui con noi all'infinito. Prof, a proposito, scusami un attimo, prima che dimentico. A proposito di Maradona, volevo invitare, se qualche amico del gruppo Centro Sportivo Paradiso ci sta ascoltando in questo momento, quando vogliono intervenire in diretta non c'è nessun problema per discutere i problemi che si stanno creando intorno a questo grossissimo centro sportivo ormai abbandonato e andato alla deriva. Se vogliono intervenire per discutere un poco, siamo qui a disposizione con tutti quanti. Assolutamente, casa è casa vostra, potete intervenire, anzi potete contattarci o qui nei commenti o tramite una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero che vedete che in sovraimpressione qui sui vostri schermi, 329 1184 700, poi sarò io a chiamarvi e mettervi in diretta. Prof, allora ti saluta nel frattempo anche l'amico Claudio Donatellis. Buonasera prof. Ciao Claudio, buonasera a te e a tutta la tua famiglia. Allora andiamo prof subito in musica, ascoltiamo subito il primo brano in programma e poi andiamo un po' con le notizie del giorno, partiamo sempre con i dati del coronavirus e poi pian piano andiamo a leggere le tante notizie che in questi giorni non abbiamo raccontato. Come primo brano in programma e nella tua scaletta musicale hai dedicato una mitica voce, una mitica canzone classica napoletana dalla mitica voce dell'artista Sergio Bruni, Nasiere Magge, giusto prof? Sì, esatto. E diciamo che questa canzone è stata scritta e pubblicata nel 1938 dai maestri Gigi Pisano e Giuseppe Cioffi ed è stata cantata da tutti gli artisti napoletani, dal primo all'ultimo Enzo Romagnoli, e l'ultimo sarà certamente un cantante neomelodico napoletano. Noi invece tu anzi hai deciso di farcela ascoltare dalla mitica voce di Sergio Bruni e noi andiamo in diretta ad ascoltarla. Nasiere Maggi. Quando viene appuntamento, guarda mare, guarda di fronte, si ti parla, non risponde, stai distratto come che io ti tengo dinto col, sono sempre innamorato. Ma tu invece pensa nada e tu stai scordando me. Quando si dice si tiene la mente, non sa da fa morire un cuore amante. Ma diciste sì, Nasiere Maggi, e mo di no coraggio, e me lascia.
sti occhi tuoi non so sinceri, come quando mi incontrasti, come quando mi dicesti voglio bene solo a te, e tre mani mi giurasti, con una mano in coppo cuore, non si scorda per il amore, e ti stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente, non sa da fa morire un cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera maggio, e mi tiene coraggio. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia di Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatellis. Abbiamo ascoltato il primo brano in programma qui in diretta su Radio Napoli Centrale dalla mitica voce di Sergio Bruni, il brano Nasir Emaj. Prof, andiamo subito con le notizie. Hai dati sotto mano del coronavirus? Prof, togli l'audio di Facebook, altrimenti non ti sentiamo. Sì. Attimo. Ecco qua. Ok, vai. Allora, nelle ultime 24 ore si sono registrati 23.225 nuovi casi, e quello che più mi rattrista è che ci sono stati 993 decessi. Aumentano sempre questi E numeri. dopo cercherò quelle che riguardano la Campania. Prof, in questi giorni dopo la tragica scomparsa di Diego Armando Maradona, purtroppo dall'Argentina stanno arrivando tante brutte notizie, diciamo. Neanche sottoterra il dio del calcio di Armando Maradona sta trovando la pace che merita una qualsiasi persona, diciamo. Noi siamo sempre qui a parlarne di ciò che ci ha fatto colui che ha difeso Napoli e napoletani in tutto il mondo, e quindi è giusto e doveroso che in questi momenti, in questi giorni ancora di dolore, che adesso si stanno trasformando in rabbia, prof, perché arrivano le notizie dall'Argentina che questi siti, questi giornali locali che mettono live proprio tutto il brutto quello che sta accadendo nella famiglia Maradona. Addirittura ci sono notizie che dicono che ancora Maradona nel letto, persone a lui vicine hanno svuotato la cassaforte, hanno preso gioielli, hanno preso orologi e quant'altro. Notizie del tutto infangate, del tutto false, come ha dichiarato la stessa figlia Dalma tramite un tweet dal suo profilo ufficiale Twitter, cercando e chiedendo anche un po' di rispetto, diciamo, proprio al defunto Maradona, perché diciamo che la famiglia ha negato tutto, come è giusto che sia. Prof, un tuo commento su ciò che arriva dall'Argentina? No, quello che più mi dispiace, a parte le diatribe che ci stanno e ci saranno ancora sull'eredità di Maradona, mi dispiace il modo in cui è morto Diego Armando Maradona. Se è vero tutto quello che dicono, che sia morto in una stanzetta senza bagno, senza servizi igienici e addirittura abbandonato da solo in un letto per 2 o 3 giorni, questo mi rattrista molto, perché non meritava una fine così. Se poi è stata una sua scelta, non lo so.
Prof, tramite la radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli parliamo dell'emittente radio Kiss Kiss Napoli. In questi giorni sono intervenuti molte persone, ex calciatori, ex compagni di squadra, persone che lo conoscevano da vicino, e è intervenuto anche chi lo gestiva. Parliamo del manager di Maradona, Stefano Cecci, che distrutto giustamente perché negli ultimi 20 anni della vita di Diego Armando Maradona è stato colui che è stato più vicino al Pibe d'Oro, e ha raccontato in un mare di lacrime in diretta sul radio Kiss Kiss Napoli che nell'ultimo periodo, anche prima dell'operazione che ha avuto al cervello, ha dichiarato che Maradona era stanco di vivere, diciamo. Maradona ne ha subite tante, prof, tante volte si è piegato, e nello stesso momento lo stesso Diego si è rialzato, ha combattuto, reagiva aggressivo per un ritorno alla vita normale. Però le ultime dichiarazioni sono quelle che il Pibe d'Oro nell'ultimo periodo era stanco proprio di vivere. Come dicevi tu, la cosa più brutta è che una persona del calibro di Diego Armando Maradona finire da solo in una stanza su un letto, diciamo tra virgolette, d'ospedale, perché poi era un letto terapeutico che lui aveva nella sua casa lì in Argentina. Non c'erano nel momento del suo ultimo sospiro, non c'erano le persone a lui più care, diciamo, non c'erano le figlie, non c'era la moglie. Purtroppo Diego Armando Maradona Junior, diciamo l'erede maschio napoletano, non ha potuto essere presente neanche ai funerali in Argentina perché sappiamo il motivo. Era anche lui ricoverato al Cotugno di Napoli per Covid-19. Ancora adesso, dopo 15-20 giorni che è alle prese con il Covid-19, ancora non è guarito del tutto. Adesso si sta curando una bronchite. Diciamo, lui quanto prima i medici gli daranno il via libera, volerà in Argentina per andare a posare un fiore e a dare l'ultimo saluto al papà al cimitero lì in Argentina, diciamo. Purtroppo l'abbiamo raccontato anche in diretta domenica, sabato, quando siamo stati l'ultima volta in diretta, lunedì, adesso non ricordo di preciso l'ultima volta che siamo stati in diretta. Lo stesso Diego Armando Maradona Junior in lacrime ha dichiarato il dispiacere, perché lui ha combattuto per 20 anni per avere di nuovo per vivere vicino al padre. Tanti sacrifici, tanta lotta che ha fatto, alla fine ci è riuscito. Erano 5 anni che viveva, diciamo tra virgolette, se si può dire, la quotidianità anche a distanza, diciamo, tra Argentina e Napoli. Viveva la quotidianità tramite la messaggistica, tramite Skype con il papà. Diego veniva qua, lui volava in Argentina dal padre, ha portato il figlio piccolino, ha portato la moglie. Purtroppo non ha visto l'ultima figlia che è Inda, che sta arrivando a Diego Armando Maradona Junior, che facciamo anche gli auguri per la futura nascitura. Purtroppo, prof, Diego Armando Maradona è finito in una maniera tragica, diciamo, un calibro del suo spessore, almeno una morte più dignitosa, una morte più umana gliela poteva dedicare il nostro Signore, no, prof? Certamente. Prof, andiamo subito in musica, facciamo ascoltare il prossimo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale, e poi continuiamo sempre con le notizie che arrivano dal mondo del web. In scaletta hai messo il prossimo brano in programma, la mitica voce di Franco Moreno nel brano Maria Celeste, credo ed è un brano del 1980, prof? Sì, infatti è stato pubblicato nel 1980. E noi andiamo ad ascoltare in diretta qui su Radio Napoli Centrale dalla mitica voce di Franco Moreno il brano Maria Celeste. Bazzino stai facendo amore mio, dannato stai facendo vita mia, parla una volta
solo, io ti vorrei, ma non lo può capire se non mi stai a sentire. Te può pentire. Maria Celeste, sto nome tu è una festa, ma è che ne falsità. Maria Celeste, stai scarpando bene, tu non conosci che è la sincerità. Si facile ingannare, si facile giurare, ti piace pazziare, pazziare chissà, quando giorno una spina di pugno e fornisce pazziare. Maria Celeste. A te ti sta perdendo sta pazzia, a me mi sta cerendo la gelosia. Soffrire tu stai facendo a mamma tua e non lo può capire se non ci stai a sentire. Ci fai morire. Facile ingannare, si facile giurare, ti piace pazziare. E pazziando, pazziando chissà, quando giorno una spina di pugno e fornisce pazziare. Maria Celeste, puro cielo stasera sta in festa, se veste celeste, che tu stai in braccia a me. E dalla mitica voce di Franco Moreno abbiamo ascoltato il secondo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il brano Maria Celeste. Prof, adesso è una settimana dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Tante sono state le iniziative un po' da tutto il mondo, ma noi andiamo a focalizzare le iniziative scusatemi, andiamo a focalizzare le iniziative prese dalla nostra amata Napoli. Le iniziative, le prime proprio sono state la veglia che abbiamo omaggiato qui a Napoli, i 3 giorni dal momento della scomparsa di Diego Armando Maradona fino ai giorni del funerale. Qui a Napoli tante sono state le persone che hanno omaggiato Diego Armando Maradona all'esterno dello Stadio San Paolo, capitanati dal gruppo Ultras Napoli 1972, che hanno allestito subito lo striscione The King dedicato a Diego Armando Maradona. A caldo è stato appoggiato per terra fuori allo stadio San Paolo.
poi è stato allestito all'esterno, appeso dello stadio San Paolo, e poi c'è stata tutta la via Crucis di tutta Napoli. Lo Stato non ha potuto fare niente, non ha potuto intervenire causa della pandemia Covid-19, nonostante le restrizioni della zona rossa che gli assemblamenti prof non dovevano essere effettuati, il coprifuoco dopo le ore 20, ma purtroppo anche lo Stato ha capito che in questo momento non potevano intervenire perché era troppa la massiccia l'affluenza del popolo partenopeo a dedicare l'omaggio a Diego Armando Maradona. Un altro luogo sacro è stato allestito dai ragazzi invece della Curva A, tutti i gruppi organizzati della Curva A piazza del Plebiscito, che sotto al Palazzo Reale hanno esposto una gigantografia del viso di Diego Armando Maradona, anche lì omaggiato con lumini, sciarpe, bandiere, fiaccolata e tutto. Un altro luogo principale del centro storico di Napoli, diciamo che il popolo lì già da tempo lo aveva dedicato a Diego Armando Maradona. Infatti parlo del largo a Via De Meo ai quartieri spagnoli. Da tempo quel largo è intitolato Largo Diego Armando Maradona, questo nome non è stato messo negli ultimi giorni, ma è sempre stato chiamato Largo Diego Armando Maradona. Hanno reso omaggio là in quel luogo ai quartieri spagnoli il nostro Ciro Diris Mertens, che di notte si è fatto accompagnare da un taxi e ha posato dei fiori in omaggio a Diego Armando Maradona. Nell'anteprima della partita giocata in Serie A da Napoli e Roma, anche lo stesso Bruno Conti e Francesco Totti hanno omaggiato. Francesco Totti con una maglietta sua ha omaggiato Diego Armando Maradona. Bruno Conti ha portato una corona di fiori con su scritto il 10 di Diego Armando Maradona. Lo stesso ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha reso omaggio ai quartieri spagnoli Diego Armando Maradona. Anche lo storico massaggiatore personale nei 7 anni di Napoli, Salvatore Carmando, ha dato omaggio ai quartieri spagnoli davanti al mega murales di Diego Armando Maradona. Prof, poi l'ultima iniziativa, parlo dell'ultima e poi mi riallaccio anche poi al Comune di Napoli, che ha ufficializzato la rinomina dello Stadio San Paolo dedicato a Diego Armando Maradona. Già dalla prossima partita in casa di campionato non si dirà più prof in collegamento dallo Stadio San Paolo di Napoli, ma si dirà siamo in collegamento dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo Stadio San Paolo ufficialmente ha cambiato nome dopo il 1959, dove ha fatto l'inaugurazione dopo lo Stadio Collana. Il Napoli prima dello Stadio San Paolo giocava al Collana al Vomero, poi è stato inaugurato nel 1959 lo Stadio San Paolo, e adesso lo stesso Stadio San Paolo, grazie all'assessore allo sport Ciro Borriello, al sindaco Luigi De Magistris, ha approvato il nuovo nome dello stadio dedicandolo a Diego Armando Maradona. Grazie alla giunta comunale, grazie a tutti, grazie a chi ha permesso tutto ciò. Invece l'ultima notizia che arriva, che domani ci sarà anche l'inaugurazione della nuova fermata della Cumana di Napoli. Infatti la fermata della Cumana Mustra, quella situata a Piazzale Tecchio, da domani non si chiamerà più fermata Mustra Fuorigrutta, ma si chiamerà fermata Maradona, stazione Maradona. Nasce così la stazione dedicata a Maradona, con dei grandi murales che ripercorrono l'intera storia della società sportiva Calcio Napoli. Tra i vari disegni c'è ovviamente Diego, ma non solo. C'è anche Sarri, Cavani, Hamsik, Mertens, Insigne, Roberto Sosa. C'è anche prof a malincuore, c'è anche il murales di Gonzalo Higuaín, omaggiato sul murales con la rovesciata che gli ha permesso il record dei gol con la maglia del Napoli
contro il Frosinone all'ultima giornata di campionato, fece un Eurogol e superò Nordal, ha fatto il record dei gol con la maglia del Napoli, 36 gol, quindi è stato omaggiato anche quel gesto di Higuaín alla fermata Maradona, e c'è anche un murales di Aurelio De Laurentiis, è stato disegnato anche il volto di Aurelio De Laurentiis. Una cosa, prof, che mi fa un po' male, che mi rattrista un po', che non è stato messo al voto, alla valutazione, c'è anche il presidente Corrado Fellaino. Disegnare un'immagine del presidente più vittorioso della storia del Napoli, colui che ha portato il calciatore più forte al mondo, parlo proprio di Diego Armando Maradona, colui che ha vinto gli unici 2 scudetti del Napoli, colui che ha vinto la Supercoppa, ha vinto la Coppa UEFA, colui che ha fatto gioire negli anni 90 il popolo partenopeo. Vabbè, avranno le sue scelte, avranno le loro motivazioni, però domani spero vivamente che durante l'inaugurazione della nuova stazione della Cumana dedicata a Maradona, domani ci sarà il grande parterre dei giornalisti. Prof, l'ho presa un po' come una propaganda elettorale questa cosa, tu che ne pensi? Sì, mi sembra proprio di sì. Non voglio dire una pagliacciata, perché dedicare una cosa a Maradona è cosa buona e giusta, però la sto vivendo un po' non molto felice questa cosa. Tu hai qualcosa da dire a riguardo? No, io volevo solamente ricordarti che anche gli amici del gruppo Centro Sportivo Paradiso hanno avuto diverse manifestazioni per ricordare il nostro amico Diego Armando Maradona. Addirittura una sera è stato proiettato sui cancelli del centro un film che ricordava un po' tutta la vita di Diego Armando Maradona. Riguardo a tutte le cose che dicevi, io penso sì, ricordare sì, ma eccedere nelle dating mi sembra un po' troppo eccessivo, secondo me. Maradona merita tutto il nostro rispetto, tutto il nostro amore, però vedere che i politici litigano per fare a chi fa prima, per dedicargli in qualcosa, mi dà un po' sui nervi, capito? Prof, andiamo con i saluti, ci ha raggiunto. Allora, ricordiamoci sempre che abbiamo anche la famosa rotonda di Maradona. Ah sì, vabbè, quella è la rotonda, la storica rotonda di Maradona che si trova fra... Vedi, là nessun politico è entrato per dedicare la rotonda a Maradona. Sono i tifosi, i veri napoletani che gliel'hanno dedicato. Sì, diciamo che là il popolo ha vinto su quello, perché quando passi da lì dove ti trovi? Come trovare la rotonda di Maradona. No, perché quando entra la politica in queste cose, a me dà fastidio, perché sarebbe a tutti noi tifosi e appassionati di calcio e non a fare le dediche. Prof, ci ha raggiunti Lucia Donatellis sulla nostra pagina ufficiale Facebook live streaming di Radio Napoli Centrale. Buonasera. Buonasera Lucia. Buonasera Lucia. Un abbraccio a te Renato. A Renato, ricordiamo sempre agli amici, Lucia è la moglie dello chef Renato, guida della Ristotrattoria Demeter, sito a Napoli a via Santa Chiara 49. Alla riapertura cercheremo di organizzare una serata lì in diretta, con la speranza che lo chef ci preparerà un primo piatto degno di nota. Andiamo adesso con i prossimi commenti che arrivano live qui in diretta su Radio Napoli Centrale. Un bacio dalla Russa, da tua sorella e Tony. Un bacio a tutti, vi voglio bene, grazie. Un bacio a Guadalupe, al mitico nipotino mio Antonio, un abbraccio a mia sorella Simona e un bacino anche a te Franco, un bacino, ti do un bacino, gli abbracci li do solo a loro. Allora, un altro commento che arriva: Forza Napoli per stasera. Sì, stasera ricordiamo che alle ore 21 il Napoli sarà di scena in Olanda a partecipare alla gara di Europa League contro la Zed Alkmaar, partita importantissima e fondamentale per il Napoli, che con la vittoria di stasera potrà mettere un punto esclamativo sulla qualificazione europea, sul percorso del Napoli in Europa League.
Saluti da Renato Guida e da ristorante De Melo. No, come esclamazione, la squadra. La squadra, Az dal Kamar, squadra olandese. Prof, un'altra cosa che... Io stanno tutto fatto gli olandesi, tu. bravo, prof. Un'altra cosa che non mi è andato a genio, la già dicere, la società sportiva Calcio Napoli, dopo aver omaggiato con la partita con la Roma una maglia dedicata sempre a Diego Armando Maradona, la maglia con che va nei colori dell'Argentina, l'abbiamo vista domenica sera, maglia a strisce bianche e azzurro chiaro, mi piaceva. No, una bella maglia. Mi fa molto piacere che la società sportiva Calcio Napoli ha dato omaggio con una maglietta su scritto il numero 10 di Armando Maradona. Ricordiamo che la maglia numero 10 del Napoli, come ben sappiamo, è stata ritirata. Nessun giocatore da qui che morte non separi la società sportiva Calcio Napoli potrà indossare la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, perché è stata ritirata tantissimi anni fa. Quello che ti volevo dire, prof, è la seguente, diciamo. Il Napoli ha messo in vendita sui propri store ufficiali la maglia celebrativa di Diego Armando Maradona al costo di 114 euro. Perché lucrare? La domanda è la seguente: perché lucrare su una cosa del genere? Punto interrogativo. Io ti dico un'altra cosa, ho visto nei vari social alcuni che forse si ritenevano tifosi del Napoli e seguaci di Maradona, hanno messo in vendita addirittura le figurine panini di Maradona. Io per esempio, se avessi una figurina del genere, nemmeno per €1.000.000 la cederei, capito? Prof, io come ben sapete alla mia sinistra non posso farvi l'inquadratura perché dovrei spostare il computer, è un macello. Lo dico sempre, ho avuto la fortuna di acquistare tramite un'asta il mitico giornale della Gazzetta dello Sport del lunedì 11 maggio 1987, dove il Napoli vinse lo scudetto. Finalmente la città e la squadra possono gridare il trionfo, Napoli campione, e sulla sinistra di questa testata c'è l'immagine di Maradona che esulta con lo scudetto in mano. È un cimelio storico, quello che ho qui a casa. Chi viene è con €1.000.000 davanti al notaio, già lo posso dire, lo potete registrare quando questo è un video che verrà salvato. Per me non ha prezzo, diciamo, è un cimelio storico che non ha prezzo. Papà, anche lui, come ben sapete, tifosissimo del Napoli, ha seguito Maradona dappertutto. Tanti tempo fa mi ha regalato tutto ciò che aveva del Napoli campione, del Napoli scudetto, ce l'ho qui alle mie spalle. Ho dedicato una vetrina a tutti i cimeli del Napoli scudetto, diciamo. Per me quello, a parte che me l'ha regalato mio padre, diciamo, è un pensiero di mio padre nei miei confronti, ha un valore affettivo. Ma oltre al valore affettivo, ma il valore materiale, diciamo, non c'è cifra. Allora sono cose che mi tengo caro e ben stretto, diciamo. Saranno un giorno di mio figlio e poi saprà lui che cosa farne. Andiamo adesso a salutare chi ci ha messo il like in diretta. Ringrazio Lucia Donatellis che anche da aver condiviso la nostra diretta ha messo il like della nostra pagina. Grazie Lucia, grazie di vero cuore. Un benvenuto e una buona serata al mitico mister del quarto grado Enzo Longobardi. Buonasera mister, grazie sempre del like, della condivisione. Un abbraccio a Chiara Domi, un abbraccio a mia cognata Chiara, Domenico, un abbraccio forte, grazie di vero cuore. Un abbraccio sempre a tutti coloro che ci stanno ascoltando da Radio Napoli Centrale. Prossimo brano in programma, il prof ha deciso di farci ascoltare dalla mitica voce di Sal Da Vinci il brano Tu sei una cosa grande. E questa la dedichiamo al nostro grande Diego Armando Maradona. Diego, dall'alto dei cieli questa canzone è tutta per te. Sal Da Vinci, tu sei una cosa grande. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare,
una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, si pure tutto siete morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché dille una volta sola, sicuro tu stai tremando. Una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non pena così grande. Una cosa che non hai già avuto mai, non era così grande. Una volta sola, sicuro tu stai tremando. Una cosa grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non era così grande. E dalla mitica voce di Sal Da Vinci abbiamo ascoltato il brano Tu sei una cosa grande, brano dedicato al mitico Diego Armando Maradona. Prof, allora andiamo alla notizia di alcune andiamo alla lettura di alcune notizie che stanno arrivando dal sito il sito nostro di riferimento, il messaggero.it. Nuovo DPCM Natale da bar e ristoranti a negozi e spostamenti. Ecco cosa è vietato e cosa no. Nelle festività del 25 e 26 dicembre non si può uscire dal proprio comune, salvo per motivi di forza maggiore, lavoro, salute, stato di necessità. La stessa cosa il giorno di Capodanno. In questi 3 giorni più l'Epifania però sarà possibile recarsi al ristorante a pranzo con la propria famiglia e senza varcare il perimetro cittadino, e i bar saranno aperti dalle 5 alle 18. Coprifuoco alle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio per evitare la baldoria dei botti e cenoni tutti in casa. Queste sono le regole chiave delle festività secondo una schematizzazione curata dalla Fabi, il sindacato dell'80% dei bancari, guidato da Lando Sileoni, che grazie a una struttura interna molto efficace cura una fotografia schematica dei vari provvedimenti.
comprendentemente anche turismo, bar e ristoranti, negozi e commercio, trasporti e viabilità, sport e benessere, eventi religiosi, cinema, convegni, scuole e università, fino all'Epifania, negozi aperti fino alle 21, con un'estensione fatta apposta per diluire le presenze durante la giornata, evitando assembramenti. Nei weekend centri commerciali chiusi, restano chiusi naturalmente le discoteche, piscine, palestre, musei, mostre. Sarà possibile fare jogging mantenendo 2 metri di distanza, ci si può recare in chiesa rispettando la distanza. Prof, chiesa sì, ristorante no. E che ti posso dire, Salvatore? L'ultima cena in chiesa si può fare, l'ultima cena al ristorante non si può fare. Comunque le chiese saranno aperte fino alle 22, mi sembra, no? Sì, sì. E allora la messa di Natale in chiesa non si potrà fare. Anticipiamo Alle 20? Così alle 22 siamo fuori? per forza, che calcolando che una messa può durare circa un'ora, diciamo, circa un'ora, sì, il tempo di arrivare a casa si deve fare alle 20. Si deve anticipare la nascita del bambino Gesù. Io ho sentito dire da alcuni, chiamiamoli prelati, vescovi, cardinali, eccetera, che la messa in televisione trasmessa a mezzanotte non ha nessun valore. Prof, purtroppo... Poi per apparare un po' la discussione, alcuni hanno detto che la nascita di Gesù a mezzanotte, scusate, non è alquanto sicura. Chi dice che sia nato dopo la mezzanotte, chi prima della mezzanotte, sono apparai, capito? Non abbiamo l'ora ufficiale della nascita, diciamo. No, non è stato possibile recuperare l'estratto di nascita. Allora, adesso andiamo invece con una dedica richiesta da Francesco Vallifuoco. Salvatore, mi metti la canzone Mente Cure? Sarà fatto. Ho deciso di farvela ascoltare, il brano Mente Cure, da una voce al femminile. Tante artiste hanno cantato il seguente brano. Prof, non so se ho fatto la scelta giusta, ma io ho scelto la mitica voce dell'artista Valentina Stella. Che ne pensi? Ottima scelta. È un artista che io apprezzo molto. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Valentina Stella il brano Mente Cuore, richiesta dall'amico Francesco Vallifuoco. La dedico a lui e alla sua famiglia. Valentina Stella in Mente Cuore. La libertà. Per te un'ora è sempre un'ora o un po' di più. Quante notti stai scelta pure tu. Questa guerra a mente e cuore, quanto tempo durerà? Io l'ho persa, forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte mi mette paura, chiudo gli occhi e mi metto a aspettare, e mi addormo su nanna che stai qua. Sì, hai ragione che sono una scema, ma quell'altro che tengo a vedere, tu sei sempre tu, e nessuno è meglio te. Io ti giuro su chi sai che cambierei, con il tuo perdono io ce la farei.
E dalla mitica voce di Valentina Stella abbiamo ascoltato il brano Mente Core, brano richiesto dall'amico Francesco Vallifuoco, brano che vado a dedicare a lui e alla sua splendida famiglia. Grazie della dedica fatta qui sulla nostra pagina ufficiale Facebook di Radio Napoli Centrale. Ricordo anche chi ci ascolta qui nella nostra live streaming che noi siamo in doppia diretta qui su Radio Napoli Centrale, siamo in live streaming qui live in diretta e siamo anche live sul nostro canale della nostra web radio, link che troverete nella nostra pagina ufficiale Facebook. Un'altra cosa che chiedo, per favore, a tutti coloro che ci stanno seguendo, di andare a mettere il segui alla nostra pagina ufficiale Instagram di Radio Napoli Centrale, perché il nostro motto qui che da tempo diciamo su Radio Napoli Centrale, prof, anche se non si può fare, più nu sim, più bello parim, no prof? Certo. Volevo solo aggiungere alla situazione dei contagi odierna che in Campania nelle ultime 24 ore ci sono state circa 1900 nuovi casi, per la precisione 1842, e mi arriva la triste notizia di altri 43 decessi. Comunque i cali in Campania sono in calo e si pensa di passare la Campania dalla zona rossa alla zona arancione. Non so cosa cambierà, ma comunque. Prof, abbiamo un'altra richiesta musicale qui sulla Radio Napoli Centrale, sempre una richiesta fatta da Francesco Vallifuoco, la andiamo a leggere in diretta. Allora, eccola qua. Allora, tua sorella ha chiesto e sto con te, Nino D'Angelo, e noi la andiamo ad ascoltarla in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Il brano è Sto con te, dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo. Fammi sentere ancora sti mani, che tu c'è cucenta, accarezzano a me. Fammi leggere ancora in ta stucchia, sta lacrima ardente che parla per te. Quanto tempo c'è venuto, fa vedere te in braccio a me. Quanta santa ci ho pregato, ma nessuno può sapere. E sto con te, contento e sta con te. Tu stai con me, felice mamma te. Non può essere nata perché tu sei nata soltanto per me, solo per me. E sto con te e non mi sazia te. Vicino a te, nessuno è meglio me. Chiudo vaso sta bocca carnale, più ardente passione sta bocca si fa. Mille suoni celesti affatate, con te di braccia mi pare suonare. Che miracolo d'amore sto venendo attorno a me. Vedo un color d'oro dentro a sto occhio mare. E sto con te
non può essere nato perché tu sei nato soltanto per me, solo per me. E sto con te e non mi sazi te, vicino a te nessuno è meglio me. E sto con te dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo. Abbiamo ascoltato il brano in programma, l'omonimo brano E sto con te. Prof, ieri sera verso le ore 20 di preciso 20 e 15, 20 e 30, togli sempre l'audio di Facebook, prof, altrimenti non ci sentiamo. Eccoci qua. Stavo dicendo, ieri sera non so, la notizia l'abbiamo letta tutti, non so se l'ha sentito. Nella zona Flegrea, di preciso epicentro Pozzuoli, zona aeronautica, zona Solfatara, c'è stata una scossa di terremoto magnitudo 1.8. Proprio stamattina la fortuna ha voluto che ho fatto le consegne proprio lì nella zona di Pozzuoli, proprio zona Solfatara. Ho fatto un po' un sondaggio tra la popolazione. C'è chi ha percepito il terremoto, chi e chi no. Diciamo, la stessa Pozzuoli è stata divisa a metà, diciamo, dalla zona bassa alla zona alta. Chi sì e chi no hanno avvertito la scossa di terremoto. Testimonianze che dalla zona della Solfatara prima c'è stato un grosso boato, diciamo è stato quello che ha fatto più paura, c'è stato un forte boato e poi dopo per 9 secondi c'è stata una scossa di terremoto che, ripeto, di magnitudo 1.8. Prof, io da via Diocleziano fuori grotta non ho sentito niente, tu zona Toccavo? Niente proprio, sabato. Però hai letto la notizia? Solo lampi, tuni, fulmini. Hai sentito la notizia tu del terremoto o non sapevi nulla di tutto ciò? No, a me mi è arrivato quasi in diretta perché sono in moltissimi gruppi, allora subito si è sparsa la voce, capito? Della scossa di terremoto. Ma si è avvertita perché è stata a bassissima profondità, cioè ad altissima profondità, intorno ai 2-5 chilometri mi sembra. Sì, ringraziando Dio raccontiamo solo per chi ha percepito il terremoto solo tanta paura, ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Prof, questo 2020 proprio, mamma mia, ci sta regalando di tutto, non ci sta facendo scappare nulla. E ancora deve finire. Grattatina del caso ci sta. La grattatina del caso ci sta. Vabbè, io sto ben attrezzato perché ho tatuato sul mio corpo cornicil, sal, corn, c'ho un bello scudo di protezione, diciamo. Ci tengo, sono un po' superstizioso. La grattatina mi è scappata. Oggi quando ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 3. Mancano 29 giorni e tutto ciò andrà a finire. Con la speranza. Prof, ma secondo te si deve festeggiare o no la fine di quest'anno? Io festeggerò, anche da solo, ma festeggerò. Festeggerai un grosso calcio in culo a questo 2020. Festeggerai perché sarai contento e felice che quest'anno è andato via. Sicuramente sì. No, perché adesso dobbiamo anche un po' interpretare questa cosa, come comportarci, diciamo che per tutti noi è una situazione un po' anomala, diciamo. Nessuno di noi ha vissuto tutti questi problemi, diciamo, in quest'anno solare, diciamo, di questo 2020. Festeggiare sì, ma con moderazione, diciamo. Questo è invece quello che dicono il Premier. Approfitto e vi ricordo che alle 20:15 ci sarà la diretta del Premier Conte alla Rai, che darà le disposizioni del nuovo DPCM. E chi se ne fotte? 2 palle. Ma a fine d'anno ci sarà sempre il consueto messaggio del Presidente. Io in questo periodo non l'ho proprio sentito il nostro Presidente Mattarella.
Come mai? Lo so. Ma comunque lo devo fare, è obbligato a fare il messaggio di fine d'anno. Ma quello che dico io, prof, perché in questi mesi abbiamo ascoltato tanto la voce del governatore De Luca, tanta la voce del premier Conte, tanta la voce del ministro Di Maio, ma perché il presidente della Repubblica Italiana Mattarella, la maggior potere istituzionale italiano, non si è esposto in nulla, in niente, zero? Ci sarà una motivazione? Secondo te che motivazione ci sarà perché non è intervenuto mai a dire la sua sul caso Covid-19? Forse si mette scuro per noi, non lo so. Si mette scuro nei parlare, questa è la cosa, come dice il prof. Forse avrà in mezzo a tanti galli che cantano è meglio tacere, credo. Giustamente. Non lo so, prof, veramente non lo so. Prossimo brano in programma, prof, cosa ci vuoi fare ascoltare? Io avevo messo Lungo Tevere di Mimmo Rocco, un pezzo che a me piace tanto tanto. A te ti piace e io te lo faccio ascoltare, Mimmo Rocco in Lungo Tevere. Sola davanti a un tavolo in una sala da caffè, col viso tra le mani, ma c'era il vuoto intorno a te. Mi avvicinai e tu dicesti siedi accanto a me, ma dopo poco uscimmo dal caffè e ti portai con me sul Lungo Tevere, mi innamorai di te, bella romana, e tu dicesti a me mi sogno Napoli, la sogno sai perché, napoletano, io pure come te, sono innamorata e comincio così, col bacio dato a te sul Lungo Tevere. E tu dicesti a me mi sogno Napoli, la sogno sai perché, napoletano, io pure come te sono innamorata, ma poi tutto finì col bacio dato a te sul Lungo Tevere. Dalla mitica voce di Mimmo Rocco abbiamo ascoltato il brano Lungo Tevere. Prof, ma quanto è bella questa canzone, è una classica, una classica. È del 1984, se non vado errato, questa canzone. Diciamo l'anno prima
del mio anno di nascita. Prof, ma lo sai tra poco devi farmi un regalo? Il 29. Cosa stai pensando? Cosa mi stai regalando? Diciamo, una puntata dedicata al compleanno di Salvatore. Certamente, a parte ti regalo un pacco di mascherine chirurgiche. Sotto all'albero di Natale quest'anno igienizzante, a mucchina. È cominciato a fare regalo, prof, di Natale, ancora presto. Allora presto, quest'anno andrà tutto fatto con bonifici bancari. Dopo ti mando l'Iban, prof, in privato ti mando l'Iban, anzi ma anche una 10 euro a disposizione. Vabbè, il pensiero, quel che conta. Pensiero? Sì, tu non ci metti il pensiero però. Non c'è chi ci mette pensiero, prof. Allora, sto cercando il prossimo brano in programma che voglio dedicare alla mia nipotina cattiva russa Guadalupe, che vuole ascoltare un brano di Salda Vinci, solo che non glielo voglio fare ascoltare perché già abbiamo passato un brano di Salda Vinci e non voglio essere ripetitivo con l'artista, però io gli voglio fare una sorpresa, perché secondo me le sorprese sono sempre quelle belle, diciamo. Vediamo se la riesco a trovare e gliela dedichiamo. Allora, va bene anche Tony Assalito. Eccolo qua, l'ho trovata, prof, l'ho trovata proprio come me l'hai scritta. Il brano che gli voglio dedicare a Guadalupe, che ci sta ascoltando e ci sta vedendo dal Vomero insieme al papà Franco, al fratello Antonio e alla mamma Simona. Il brano seguente, gli voglio dedicare il mitico brano classico napoletano Russulilla della mitica voce Enzo Romagnoli, tutta per Guadalupe. Russulella, Russule, attienda non mi dà, non dispiacere. E te vedesse mai con una cammano, e mai una volta e ricetta sta casa, sdraiata sempre coppa un divano, coppietta e rossetta nanza a te. Russule, Russule, attienda non mi danno dispiacere. Russule, Russule, te voglio tanto bene e so sincero. Ma si tornando a casa qualche sera e sto in malumore, attienda a te. Te faccio una carezza, sta faccella, te leva sti bellizza, Russule. Un saccio tiene l'occhio caso raro, e sta bucchella è una fonda di mela, ma sono conosciuta in tuo quartiere e voglio a nessuno ride me. Ma si tornando a casa qualche sera e sto in malumore, attienda a te. Te faccio una carezza, sta faccella, te leva sti bellizza, Russule. Russulella, Russule, attienda non mi dà, non dispiacere.
e dalla mitica voce di Enzo Romagnoli abbiamo ascoltato il brano Russulilla, brano che ho dedicato alla mia nipotina Guadalupe, che ci ascolta dal Vomero. Prof, 22 giorni ed è Natale, fra meno di 4-5 giorni, l'8 dicembre, di consuetudine qui diciamo in Italia, a Napoli, per la maggior parte si incomincia ad addobbare casa per le festività natalizie, facendo un po' un giro social, un giro tra Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Vedo che la maggior parte delle persone ha già preparato e addobbato la casa con alberi di Natale, presepe, luce, lucelle e quant'altro. Si sta perdendo un'altra tradizione. Sì, perché la tradizione diceva che andava il tutto preparato l'8 dicembre. Secondo te perché hanno incominciato adesso? A proposito di tradizione, una che sta venendo a mancare è l'arrivo degli zambognari a Napoli. Sì. Il 30 novembre ricordo che venivano a prendere la commessa per la novena che poi si faceva per l'Immacolata. E dal 1 all'8 dicembre si faceva la novena all'Immacolata e poi dopo cominciava quella di Natale. Ed eccoci Non qua, sento subito è arrivato il commento. Salvatore, noi già abbiamo fatto tutto. Prof, già hanno fatto... Bravo. Bravo. Ma questo l'avete fatto voi? No, prof, io sono molto, essendo napoletano verace nel sangue, sono molto tradizionalista, diciamo, ci tengo su queste cose. Casa a me è ancora normale. Martedì 8 io purtroppo andrò al lavoro perché ci tocca lavorare. Però nel pomeriggio, quando ritornerò a casa, spero di trovare già tutto bello e fatto, diciamo, perché prof, mia moglie non ci sta sentendo, tanto che sta cucinando, siamo pochi in diretta, non voglio fare niente, mi ci fa fatte cose. Infatti. Sono un po'... A me mi piace l'autunè, però non voglio fare niente, diciamo, né voglio appigliare a asciugarci, né voglio sentire in coppa, né voglio montare, non voglio fare niente, diciamo, mi scoccio proprio. Però mi piace l'autunè, per esempio, l'albero di Natale, l'8 dicembre, o mettesse là, io non lo asso mai, perché l'atmosfera natalizia mi piace, diciamo, mi piace di averla in casa. Invece lascerei il presepe fisso tutto l'anno. Vabbè, perché tu c'hai una cosa particolare nostra di famiglia, diciamo, abbiamo il ricordo della casa Natale, diciamo, dei nostri... Appunto, dei Natale. nostri... Bravo. E invece io proprio su queste parole mi voglio proprio collegare al prossimo brano in programma che hai messo nella scaletta. Non era il prossimo, diciamo, stava nella scaletta, però ho collegato. Mi hai seguito bene. Diciamo che stiamo parlando di un zambognare innamorato. No, mi sei caduto sul brano, prof, mi sei caduto. Allora Papà Natale, mitico brano. A qualcuno non piace perché dà un'immagine melodica alla classica napoletana, ma ascoltando le parole è uno dei brani che... Volevo fare una precisazione sul brano che hai dedicato prima a tua nipote? Sì, la figlia di Simone. Russulilla, russa. Non so se è proprio così, che sta sempre annanzi allo specchio. Sì, prof, sta sempre annanzi allo specchio, si trucca, si fa, si dice, si prepara, allora, si inguaccia. Questa canzone l'abbiamo messa in un periodo sbagliato in cui ci stanno dedicate giornate intere alla violenza sulle donne, perché in questo brano addirittura la vuole tagliare la faccia, capito? La vuole ferire, la vuole... Abbiamo sbagliato un momento, vabbè, noi siamo contro la violenza, a prescindere donna, uomo, bambino. Noi il nostro messaggio sociale che mandiamo qui su Radio Napoli Centrale è proprio contro la violenza, a prescindere. La violenza solo quella degli ultras, diciamo. Teniamolo come una semplice canzone napoletana cantata da un cantante di giacca come Enzo Romagnoli e basta. Com'è bello, prof, quando dici... cerchiamo di non seguirlo. Prof, com'è bello quando dici la canzone di Giacca, il brano di Giacca, diciamo, non se ne sente più di queste esclamazioni. Ci stanno i giubbini, Salvatore. No, stanno i giubbini e bomber. Allora, tutti nei melodici, in bomber, giubbini. Andiamo ad ascoltare, prof, il brano dell'artista Patrizio, scomparso per ovvi motivi, diciamo, tutti sappiamo il motivo della scomparsa prematura della morte di Patrizio.
questa è una voce bambino di Patrizio, di un brano quando era fanciullo. Diciamo questo è stato poi il brano che gli ha dato il là al successo, no prof? Certo, insieme a Fortuna Robustelli era il loro periodo. Anche Fortuna Robustelli in quel periodo era una bambina? Sì. No, perché non era per imparare. Cantava da bambina all'epoca. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Patrizio, così ci prepariamo anche come intro nelle nostre festività natalizie. Stavamo parlando di chi già ha addobbato casa. Io sono un po' tradizionalista, ripeto, l'ho incomincerò ad addobbare casa verso dall'8 dicembre in poi. Invece qui su Radio Napoli Centrale ci incominciamo a proiettare presso questo Natale, tra virgolette, anomalo, perché ancora non sappiamo se trascorrono in famiglia, da soli, in videochiamate, in videoconferenza. Ancora tutto da scoprire. Attenderemo con ansia alle 20:15 le parole del Premier Conte, che ci dirà le direttive su come comportarci nelle festività natalizie. Nel frattempo andiamo ad ascoltare il brano Papà e Natale. Patrizio. Papà, lo sai, sono avuto caso sbagliato e certe cose non ne posso capire. Mamma ha sbagliato e tu hai ragione, ma c'è pentita mammarella mia. Dalla mitica voce di Patrizio abbiamo ascoltato il brano Papa e Natale, brano che auguro
a tutti coloro che ci ascoltano in diretta qui su Radio Napoli Centrale tramite la nostra diretta live streaming, tramite chi ci ascolta in diretta tramite il nostro canale della nostra web radio, chi ci ascolterà tramite i podcast. Ripeto, i podcast sono sempre disponibili cliccando su qualsiasi puntata che troverete i link sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Da lì poi sarete proiettati sul nostro canale della nostra web radio e potete scarrellare verso il basso e potete ascoltare qualsiasi brano, qualsiasi artista che noi abbiamo trasmesso in diretta da oltre 9 mesi a questa parte. Il prof prima ci ha parlato di un altro brano natalizio che fa riferimento al brano Zambugnara Innamorata. Prossimo, vero prof? Sì. Allora, brano, hai qualche informazione? Così io, nel frattempo tu dai l'informazione, io lo cerco e lo ascoltiamo. Sì, vado a cercare un attimo. Eccolo qua, Massimo Ranieri, 23 gennaio 1972. Quando l'ha interpretato Massimo Ranieri, sì, la canzone è molto più antica, più vecchia. Molto più antica, parecchi artisti, prof, l'hanno interpretato, pure Roberto Purolo. Ti posso dire, questo bellissimo brano, scritto da Armando Gil e musicato dallo stesso maestro, è stato fatto e pubblicato nel 1918. Prima di ascoltare questo brano andiamo a leggere questo commento di Francesco Valifuga. A Patrizio l'ho visto da vicino ad una festa in piazza a Mater Dei, stavo da mia nonna, ero piccolo, me lo ricordo ancora. Mi fa molto 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 piacere che ti ho fatto rivivere un momento di ricordo ascoltando il brano in questione, il brano Papà è Natale di Patrizio. Adesso noi proseguiamo nella nostra atmosfera natalizia qui su Radio Napoli Centrale, andando ad ascoltare dalla voce di Massimo Ranieri il brano Zambugnara Innamorata. No bello figlio lì Zambugnara, che a Napoli non c'era stato ancora, come chiagneva nanda lo pagliare, quando la sai la innamorata fuori, a mezzanotte in coppa non traina, per Napoli parte da Vallina. Ullera, buona e sincera, dal paese a Napoli arrivai, ci camminava con mano stonata. E succedette che una bella sera e t'ha suonato a casa una signora, tappet luce e pavimento c'era, ricchezza mai non vista fino allora. Ma se incantai più assai di sti ricchezze, con l'occhio da signore e per li trezze. Ullera, fu in un mistero, qua niente per passare, signore mano, si ti sentette lì, viene rimane. Una casarella mezza lì in montagna, non focolare con uno
luci pepigne, a neve sciocca figliola chiagna, chissà stoliette spose si insegna, pa strada solitaria da Avellina, non sta passando manca nu traina. Ullera, cagna pensiero, sta sotto un balcone abbandonato, povero zampugnato, Dalla mitica voce di Massimo Ranieri abbiamo ascoltato il brano Zambugnato Innamorato, brano che ci sta proiettando insieme al primo brano che abbiamo ascoltato di Patrizio, Papa e Natale, verso l'area natalizia. Prof, perché ti mi sa chiara? Cosa stavi leggendo? No, stavo leggendo la data su un disco che ho trovato stamattina tra le mie cose. Umberto Tozzi, chi è? Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. La tua raccolta musicale sui dischi? L'ho trovato così per caso, perché a parte gli altri dischi che ho, questo disco è nuovo, ha 42 anni, Vado là, va. pagato circa 700 lire, Che all'epoca quanto valeva? all'epoca erano 2 pacchetti di sigarette. Pensane poco. Prof, voglio continuare subito con un'altra richiesta, con un altro brano musicale tratta dalla tua scaletta programmata per il nostro pomeriggio in musica qui su Radio Napoli Centrale, nella nostra puntata dedicata alla musica neomelodica. Prof, che ne dici che se domani facciamo una puntata ritornando un po' ai dati statistici delle richieste effettuate qui su Radio Napoli Centrale, di andare a fare di nuovo un pomeriggio in musica della musica italiana anni 70, 80, 60, vedi tu, fai un Appunto, mix. stavo mostrando Umberto Tozzi del 1978 quel disco. Infatti mi è venuta proprio l'idea vedendo in diretta il tuo disco che hai esposto qui su Radio Napoli Centrale. Allora Ne ho trovato ancora un altro. andiamo a vedere. All'incontrario, eccolo qua, Stefania Rotolo, piccolo slam, non la conosco. Questa addirittura è del 1977. Purtroppo Stefania Rotolo ci ha lasciato anche essa prematuramente. Allora prof, diamo già la notizia ufficiale che domani qui su Radio Napoli Centrale faremo dedicheremo una puntata, una mix di brani italiani degli anni 60, 70, 80. Il prof, Però se mi permetti vorrei scegliere quelli più fai tu prof, sconosciuti, che io più non si ricordano. io le scalette non le ho mai fatte da qui su Radio Napoli Centrale, sei tu Perché è facile la cabina di mettere regia. un brano come Io vagabondo, In ginocchio da te. A volte i brani quelli là che non si ricordano sono i migliori. Prof, adesso seguendo la tua scaletta, Tony Astarita o Bar all'Università, Eh sì, cosa mi dici al riguardo? ti dico che Tony Astarita ormai ci ha lasciato anche lui. Questo brano è stato portato al successo sia da lui che dal maestro Enzo Enzo Di Domenico, Di Domenico. No. preparato, promosso. Noi invece andiamo ad ascoltare il brano in questione, il Bar all'Università, dalla mitica voce di Tony Astarita.
Dinta sto barrello l'università, tu parli te, io parli, parlamme noi, quanta cucina, quanta felicità, che venisse innamorata come te, una sola celesta, si chiama gioventù, come ti chiami tu. Sto barrello l'università, troppe 20 anni tanto tempo fa, come dolce sto caffè, che mi piglia insieme a te, come amara verità. Şede zulmesi come figlia insieme a te, come amara verità, scende su innamorate come te, una sola celesta. Si chiama gioventù, mai non. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Tona Starita il brano O Bar e l'Università. Prof, arrivano già delle prime indiscrezioni riguardo a quello che dirà il Premier Conte stasera alle 20:15, tra pochi minuti su Rai 1, il nuovo DPCM. Addirittura si pensa al 7 gennaio a una riapertura delle scuole fisiche, diciamo, si ritorna a scuola, la speranza è questa. Pensiero del prof. Io penso che sia l'unica decisione giusta che hanno preso fino adesso, sapete? Prof, come ben sapete, le scuole primarie in Campania, a Napoli, sono state riaperte. Io ho una bambina di 6 anni che va in prima elementare qui a Fuorigrotta. Era una settimana che è ritornata a scuola, nei banchi di scuola, però è arrivata prima una circolare sul gruppo WhatsApp scolastico che da domani l'istituto di Fuorigrotta ritorna a svolgere l'attività tramite didattica a distanza, perché c'è stato un caso di Covid-19 all'interno dell'istituto. Quindi la dirigente scolastica ha deciso di chiudere immediatamente l'istituto per permettere la sanificazione dell'ambiente, e credo che riaprirà direttamente nel caso di nuovo il 7 gennaio. Prof, questa apertura, chiusura, secondo te è un benefit per i ragazzi, diciamo, specialmente i bambini della prima tenera età che vanno a scuola, ai 6 anni, 7 anni? Io penso proprio di no, li stanno solamente traumatizzando questi bambini. Si è deciso di farli restare a casa e che stiano a casa.
Prof, Io nello almeno stesso che- momento io in primis avevo parlato con mia moglie, diciamo come ognuno di noi si confronta proprio nelle proprie famiglie riguardo di far rientrare a scuola i propri figli, però la risposta è stata subito drastica da parte dell'istituto scolastico che dicevano: se non mandate i vostri figli a scuola, siccome non c'è la didattica a distanza perché c'è l'obbligo di legge di frequentare la scuola fisica nell'istituto, ti mettevano l'assenza, e se superavano i 3 giorni d'assenza i bambini, se mandi il certificato medico della scuola, dopo sono obbligati a effettuare il tampone prima del ritorno a scuola. Secondo te mia figlia a 6 anni doveva subire il trauma del tampone? Io penso di no. Quindi sono stato costretto a mandare mia figlia a scuola e a mettere a repentaglio la vita e la salute di mia figlia. E adesso che è successo? Scuola La chiusa, scuola è stata chiusa un'altra volta. scuola chiusa perché c'è stato un caso di Covid-19. Ringraziando Dio con la faccia per terra, non è stata nella classe di mia figlia, è solo nello stesso luogo, diciamo, nello stesso istituto, ma non nella classe di mia figlia. Ma è stata solo una questione di fortuna, perché poteva essere contagiato qualcuno della classe di mia figlia, e adesso sarei lì in preda al panico, all'ansia, nelle preghiere che mia figlia sia sempre sana e salva, diciamo. Vabbè, comunque era una cosa che volevo Comunque ritengo che questo sia il momento meno opportuno per riaprire le scuole, anche per le date che ci sono, perché tra 3-4 giorni ci sarà il ponte dell'Immacolata, si torna a scuola il 9 dicembre, 7-8 giorni di scuola e poi si va in ferie per Natale. Quindi se riaprire per fare nemmeno 10 giorni di scuola, secondo me. Prof, andiamo in musica, andiamo con il penultimo brano in programma. Facciamo ascoltare dalla mitica voce di Pino Mauro il brano Bene Mia, tratto dalla tua scaletta programmata per oggi nella nostra trasmissione in musica qui su Radio Napoli Centrale, e poi chiuderemo come ultimo brano in programma Lacrima Napolitana di Mario Merola. Questo brano, hai qualche informazione a riguardo su Bene Mia di Pino Mauro? Bene Mia è un singolo che Pino Mauro ha scritto insieme al maestro Correale ed è stato pubblicato nel 1981. E noi andiamo ad ascoltarlo in diretta qui su Radio Napoli Centrale, il brano di Pino Mauro in Oh Bene Mia. Madre me chiagna che fa spalla mia, mentre racconta tutte le pene sue, e non sa ancora già che fa gelosia, mentre se parli e trema come a che. O sa, c'ha già sbagliata la colpa mia, o bene mia, e lei la fa sapere. Oh bene mia, non si poteva dire con una parola, cercava prima tutte fa carriera e farla fa vita da signora. Quando guardava mentre cresceva in mezzo alla diciura, io me la accarezzavo con pensiero, e più la guardava e più la voleva bene. Ma io pensavo chissà Caponata sto giorno s'è rubato.
Te tengo a cavare con questi lacrime. Questa casa panata non per me. Carri 10 anni che sta vita mia per tornare di nanna insieme a te. O sai, c'ho sbagliato, la colpa è mia. O bene mia, se leva fa sapere. Quando guardava mezzo alla diciura, io me la accarezzavo col pensiero, e più la guardava e più la voleva bene. Ma io pensavo, chissà che te cavanata sto giorno s'arrubba, sto giorno s'arrubba, sto giorno s'arrubba, cavanata giorno s'arrubba. Prof, panata om, sto giorno si è rubata. Bella, 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 bel finale del brano O Bene Mia, cantato e interpretato dall'artista partenopeo, uno dei storici della voce classica napoletana, l'artista Pino Mauro. Prof, vado con un altro saluto in diretta qui sulla nostra pagina ufficiale Facebook targata Radio Napoli Centrale. Ha condiviso la nostra diretta e ha messo il like la signora Imma Guardiano. Grazie della condivisione, dell'ascolto e del like, grazie di vero cuore. Ricordo sempre conosci la signora Salvatore? Ma non so se è la zia di Fabiano. È la zia di Fabiano. Ufficiale. Buonasera. Ciao Imma. Buonasera, grazie Imma del like e della condivisione. Vi invito a seguirci domani in diretta. Arco temporale di inizio trasmissione 18/18:30 è quello che è l'arco temporale che andremo in diretta qui nuovamente su Radio Napoli Centrale, puntata già scritta. Attendiamo solo il videoclip di presentazione della puntata di domani. Il prof ci dedicherà i brani, un mix di brani italiani anni 60, 70, 80. Il prof ha scelta libera per la scaletta musicale, è lui che conduce dalla cabina di regia di Soccavo la scaletta musicale che quotidianamente andremo in diretta. Ci saremo sicuramente sempre grazie all'amico Francesco Vallifuoco. Prof, noi in maniera scherzosa in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane stiamo scherzando su sta cosa di fare una tombola a distanza, una tombola a distanza, ma credo che se ci mettiamo pian piano la possiamo organizzare a sera della vigilia. Mettete a tavola come se in mezzo a voi stesse pure io. Cercherò di studiare un po' sta cosa di scherzare insieme, pure se di fare una sola passata, diciamo. Mo vado dal mio cinese di riferimento qui a Fuorigrotta a comprarmi un panaril che numero perché mi ricorda belle cose, diciamo. Panaril a casa di mia nonna al Vomero tutte le domeniche era Natale, perché era il gioco preferito del mio cuore, della nonna Teresa, che tu ben conoscevi, prof.
ogni domenica dopo pranzo, diciamo un pranzo lungo, perché si incominciava a mangiare alle 3 del pomeriggio, si finiva alle 7 a sera, tutte le domeniche era sempre la stessa storia, pranzo lungo domenicale. Appena si finiva di mangiare, mentre le donne di casa toglievano a roba mese, prof, si può dire, no? Può passare, lo ha una cucina a mese, lo ha una roba a mese. Io rompevo le scatole un po' a tutti, sai, perché era sempre quello irrequieto della famiglia, rompevo poco sulla siccia a tutto quanto e quant'altro. Nel frattempo, mentre si faceva la cucina a quei tempi, ci raggiungeva De Camaldoli, mio zio Mario, con mia zia Maria e con le mie cugine Teresa e Lorenza, che venivano dal pranzo domenicale invece dai nonni ai Camaldoli, perché era una legge ufficiale, diciamo, che la sera, la domenica sera, si giocava a tombola. Diciamo, si dice a Napoli, si era fa una passata di tombolella. Bravo, una passata, è vero, bravo prof. Una passata di tombolella, che poi non era una passata. Diciamo, tanto si luava tombolella a mezzo quando la nonna se la nonna perdeva, tanto si luava a mezzo quando la nonna le piace i soldi suoi. Quando la nonna se vinceva, l'uomo sta cosa a mezzo, ma ci fa strada. Se perdeva, facciamo una passata fin quando bravo. Pagherei oro per tornare a quei tempi, diciamo, perché noi ci divedevamo, diciamo, il sabato sera si stava a casa della nonna a succare, il sabato sera si veniva a succare a casa della nonna e ci ci stiamo insieme tutto quanto noi a soccavo. Invece la domenica ci dedicavamo alla famiglia di mia nonna al Vomero. A sera si faceva passate tombolella, invece a soccavo prof si qua per carte, ci 7,5 a stop, a passate di stop e quando te la dello 7,5. Mamma mia, bei tempi. Simona ricorda tutto, e Franco, sono ricordi indelebili, non possono passare mai e non possono essere mai dimenticati. Allora, prof, di solito noi facciamo qui su Radio Napoli Centrale la nostra ora di trasmissione, invece quando facciamo il nostro pomeriggio in musica neomelodica, ascoltando un po' di classica moderna, neomelodica o moderno, diciamo, la puntata slitta da sola, stiamo quasi da 2 ore in diretta, la partecipazione è tanta, tante condivisioni, tanti commenti, tanti like, veramente onorato e vi ringrazio ad uno di vero cuore che ci date la linfa per andare avanti nel nostro progetto di quotidianità, passare un po' di tempo insieme, ascoltando un po' di buona musica, facendo parlare la nostra mente, i nostri ricordi, dando qualche notizia del giorno, bella, brutta, simpatica, quello che sia. Purtroppo il periodo è quello che è. Allora, iniziando la nostra diretta iniziando le nostre dirette parlando sempre della pandemia, però prof, prima di andare con i saluti, intanto arriva la notizia live, sta parlando Conte, adesso lo andiamo ad ascoltare, però prima di dare la parola a Conte e l'ultimo brano in programma, voglio dare la formazione del Napoli, l'11 titolare che scenderà in campo in Olanda tra pochi minuti sullo stadio dell'AZ Alkmaar, gara di Europa League fondamentale per il Napoli che con la vittoria di stasera sancisce il passaggio del turno del girone del Napoli. Il Napoli si presenterà tra i pali Ospina da destra a sinistra, ma Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Gulam. A centrocampo ci sarà il duo Fabiano Bakayoko, supportato dai 3 trequartisti Politano, Zielinski, Insigne. Con l'unica punta in assenza di Osimhen ci sarà Dries Mertens. Il mister Gennaro Gattuso punta ancora al modulo 4-2-3-1 anche in Europa League, anche con l'assenza del numero 9 Osimhen. In panchina ci sarà Meret, Contini, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano e Petagna. Prof, allora, prima adesso di andare con l'ultimo brano in programma, è giusto e doveroso lasciarti lo spazio per i saluti finali dei 2 gruppi Facebook. Lo faccio in modo conciso e rapido. Saluto gli amici di tutti i miei gruppi indistintamente, gli amici di tutti i gruppi WhatsApp e tutti quelli che ci hanno ascoltato e prestato attenzione fino adesso.
Buona serata a tutti. Grazie di vero cuore a tutti gli amici del prof, di tutti i gruppi dedicati e gestiti dal prof Gaetano Donatellis. Un grazie di vero cuore di nuovo a chi ha passato con noi queste 2 ore in diretta, chi ci ha ascoltato tramite la nostra pagina live streaming, chi ci ha ascoltato tramite il nostro canale della nostra web radio. Un grazie di vero cuore lo faccio a chi ci ascolterà tramite i nostri podcast targati Radio Napoli Centrale. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma qui in diretta su Radio Napoli Centrale. Il prof come chiusura della puntata odierna ha scelto di farci ascoltare dalla mitica voce di Mario Merola il brano Lacrima Napolitana. Invece io vi do appuntamento a domani, ripeto, arco temporale dell'inizio trasmissione 18/18:30 nel nostro pomeriggio in musica, pomeriggio dedicato, ripeto, alla musica italiana mix anni 60, 70 e 80. Appuntamento a domani, un caloroso abbraccio da parte mia, Salvatore Avvino, un forte abbraccio come sempre dal prof Gaetano Donatellis. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie di vero cuore. Vi lascio con l'ultimo brano in programma, così poi dopo ci chiama a breve quello che sta dicendo Conte e andiamo ad seguire poi la diretta della partita di Europa League tra Napoli e AZ Alkmaar. A domani, appuntamento a tutti e un grazie di vero cuore. Buonasera a tutti. Buonasera. Mia cara madre stava atrás in Natale e sta lontana che non mi sapeva amare, come vorrei all'ummare di otra biancana, come vorrei sentire lo zampugnare. A nenna mia facita lo presente e a tavola mattina piatta mia facita quando la sera come se mi è già buia stessa a noi napolitani, a noi a casa che agnimo come amare sto mare. Mia cara madre, che so è denaro, e chi si chiama padre non so niente, ma tengo qualche dollaro e mi pare, che non sono state mai tante pazienti, ma sono tutte notte a casa mia, e da creatura mia ne sento la voce, e a cui mi sono come una quei spada mietta nazzo vina groce e se ne basta una caramasta America a noi napolitani, a noi a casa gli agnimmo come amare. Avete scritto a sondolella chiama, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora, che faccia dire, se la figlia cerca la mamma, facete la tornare che la signora,
io no, non dormo, ma ne resto fuori e resta a faticare per tutta quanta. Io cazzo per patria da io so carne e macello, ma so emigrante. A noi napolitani, per lui a caccia gli agni